questo accordo di oggi pone le basi per un importante progetto infrastrutturale della Regione, già avviato con RFI. Quali sono i vantaggi per la mobilità regionale? Intanto è un lavoro che portiamo avanti da diverso tempo. Io devo ringraziare Rete Ferroviaria Italiana perché ha saputo cogliere alcune istanze che venivano dal territorio. Sono degli interventi che aspettavamo da tempo. Devo dire che il servizio in questo modo migliora in modo assolutamente evidente, ed è un impegno che ci eravamo presi da tempo anche per migliorare la mobilità a nord-est, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, dove oggettivamente abbiamo una difficoltà in quanto periferia. Dentro ci sono anche i contenuti di alcune istanze territoriali. Chiediamo di poter recuperare alcune vecchie reti, di poter velocizzarne altre, e in ogni caso c'è un rapporto che ci lega a Rete Ferroviaria Italiana appunto sul miglioramento del servizio esistente. Ingegnere, quali sono gli obiettivi strategici dell'accordo quadro firmato oggi con la Regione? Gli obiettivi degli accordi quadro che firmiamo con tutte le regioni e quindi anche con la regione Friuli Venezia Giulia sono quelli di mettere a disposizione dell'ente territoriale un documento con il quale loro abbiano la perfetta conoscenza di qual è l'infrastruttura che gli mettiamo a disposizione oggi, di come questa infrastruttura evolverà negli anni successivi. Questo accordo quadro ha una durata di 17 anni, quindi molto lungo. In base a queste conoscenze la Regione può pianificare i servizi ferroviari che richiederà le imprese ferroviarie che poi li erogheranno. Quindi è uno strumento molto utile di pianificazione e di chiarezza relazionale, e a noi aiuta anche a pianificare gli investimenti nel corso del tempo. Solo infrastruttura ferroviaria o anche sviluppo delle aree ferroviarie di stazione per l'integrazione con altri mezzi di trasporto pubblico? Diciamo che nell'accordo quadro si parla di infrastruttura ferroviaria e di capacità di questa infrastruttura in termini di quantità di treni programmabili. È chiaro che nell'accordo quadro, quando poi si vanno a pensare agli investimenti, ovviamente c'è una vista anche per quanto riguarda l'integrazione delle stazioni ferroviarie e della intermodalità con altri modi di trasporto. Un attimo ancora per favore.